Consigliere, entriamo nello specifico di questa proposta di legge, quali sono i punti salienti? La nostra proposta prevede di mettere uno stop al consumo di suolo, ma fa un passo oltre, cioè propone degli incentivi per il recupero di suolo all'uso agricolo, ambientale e paesaggistico. Incentivi da parte della Regione nell'erogazione di contributi, di misure, insomma, di finanziamento che danno la priorità a chi recupera l'edificato esistente e a chi restituisce nuovo spazio all'agricoltura. Incentivi anche di carattere comunale, con l'agevolazione per esempio nel pagamento di imposte, oppure appunto poter prevedere nuove volumetrie ulteriori ma senza consumo di suolo. Questo fa sì che ci possa essere uno sviluppo economico, comunque senza che questo venga pregiudicato dalle prescrizioni comunque anche molto pesanti che vengono introdotte da questa legge. È chiaro che se noi parliamo di riqualificazione dell'edificato, innestiamo una nuova filiera nell'ambito dell'edilizia che oggi è molto in crisi, che è proprio quella che si caratterizza per il basso consumo energetico, per l'utilizzo di materiali appunto ecocompatibili, per il risparmio idrico, per la messa in sicurezza degli edifici dal punto di vista antisismico. Mi pare che siano tre elementi importanti sui quali l'edilizia può ripartire con speranza.